Consigliere Bolsonello, prego. Grazie Presidente. Allora, i 3 articoli hanno una valenza, a parte un dato politico, assolutamente tecnica. Così nel 51 do io la risposta all'assessore, al collega Onsel, al consigliere Onsel, finalmente, nel senso che abbiamo subito in questi anni una visione che per quanto mi riguarda era assolutamente sbagliata, e l'ho detto 1000 volte, nel senso che non esiste che la parte politica entri sulla decisione di fare una verifica straordinaria o meno su queste partite, tanto che appena arrivato in assessorato e avendo la cooperazione, mi sono trovato i 2 casi di Copca e di Cooperative Operaie, ho chiesto io le revisioni straordinarie, ma le revisioni straordinarie avrebbero dovuto essere chieste direttamente dagli uffici e gestite dagli uffici, quindi non solo la sosteniamo, ma diciamo che va fatta con il prima possibile proprio per questo motivo, perché non è possibile che le verifiche tecniche avvengano. Su questo ci siamo sempre scontrati, perché dobbiamo anche dircela fino in fondo, con una visione degli uffici che invece ritenevano che fosse in capo alla Giunta una decisione di questo tipo, e mi dispiace, su questo qualche visione contraria anche con i miei colleghi l'abbiamo sempre avuta, e su questo io plaudo e voterò convintamente a favore di questa modifica. Sull'articolo 51 scopro adesso, a distanza di 5 anni, che l'assessore Bolsonello avesse chiesto una revisione straordinaria per il Cooperativo Operaie Trieste. Perché quando gli è stata chiesta... Come no? Come no? No, lei ha appena affermato che ha dovuto chiedere lei la revisione per Cooperativa Operaie Trieste. Scusate. Quindi il Presidente Bolsonello non ha chiesto la revisione straordinaria per le Cooperative Operaie Trieste. Allora avevo capito male io? Bene. Quindi non l'ha chiesta? Bene. Nonostante gliel'avesse chiesto un consigliere con un tanto di interrogazione, e lei ha detto che non poteva chiederla non perché c'era già, ma perché doveva avere un socio che glielo chiedeva di fare, e l'ha detto in aula. Bene. E preferisco andare al 3% invece che al 5%, ma poter camminare a testa alta per strada e dire la verità, soprattutto in sede istituzionale. Ecco, allora chiuso il siparietto.